Buonasera Federico. Buonasera Alessandra. E un ben trovati a tutti i radioascoltatori di Radio Veneto 1 di Garage Music, questo appuntamento con la musica live di Radio Veneto 1. Come ogni mercoledì torniamo. Perché il mercoledì c'è Garage Music, ovviamente. Esatto, quarto appuntamento, stiamo già scoprendo queste realtà del territorio di generazione in generazione, di genere musicale in genere musicale. Oggi scopriamo anche dei luoghi diversi. Assolutamente, infatti abbiamo qui con noi Leo Miglioranza e Alberto Cendron col progetto I Dostoevskij. Buonasera. Sono riuscito a dirlo giusto. Del territorio, come può essere il radicchio. Sì, come il radicchio, esatto. Anche piantati nel territorio. Sì, anche se pare che sia importato. Sì, beh, in realtà, esatto, questo a suo no, tempo. Ma ci cogliete impreparati qua. Sì, pare che sia stato. Nasce da un incrocio fatto da. Mi hanno già bruciato la seconda domanda e quindi passerò alla prima. Una domanda che proprio mi viene spontanea: il nome Dostoevskij. Con queste. Ma ci piace tantissimo il fatto che abbia a che fare con qualcosa di letterario, che abbia a che fare con il grande scrittore Fedor, nostro carissimo Fedor, ispiratore anche di tante vicende, vicissitudini. In che senso? Ma ci tipo ispira. Delitto e castigo? No. Giri con un'ascia sotto l'impermeabile. I demoni. I demoni, il giocatore. I demoni. No, a parte gli scherzi. L'idiota mi verrebbe da dire. Esatto. Lui è non andiamo nel personale subito così. Dostoevskij è una storpiatura che ha un significato preciso. Sarebbero i due che raccontano storie. E qua, in effetti, Dostoevskij, che adesso escono proprio con il primo progetto, Osteria, e qua si spiega anche l'introduzione, quindi i luoghi, i nuovi paesaggi urbani, diciamo, nuovi, esatto, nuovi per i temi di garage music. Capillarmente sul territorio, le osterie sono veramente ovunque. In città stanno un po' scomparendo, a dire la verità, si sono ridotte drasticamente negli ultimi 10 anni. In provincia ancora tengono botta osterie che hanno magari non esteticamente fantastiche, alcune sono anche un po' consumate dal tempo, ma sono comunque osterie con personaggi proprio veraci, sanguigni del territorio. È lì che si trova la parte più interessante, a nostro avviso, dell'umanità. Sono i posti più, se vogliamo, più popolari, più pop nel vero senso del senso dell'accezione più giusta del termine, in quanto lì troviamo le sfumature più forti, le più vivaci del vivere, dell'essere umano, insomma, no? Sì, sono sono proprio dei tombini dell'umanità. E poi se guardiamo bene, è proprio nell'osteria, comunque in luoghi così popolari di incontro fra le persone, che nascono anche gli idiomi. Sì, gli idiomi, le parlate, no? I modi anche di dire e le parole stesse. Non certo nascono nei salotti bene, nell'aristocrazia, nell'alta borghesia, ma nei posti così, nelle betole, sono luoghi dove si diffonde comunque. Dove si diffonde una conoscenza, si trasmette anche, essendo frequentate sia da giovani che da anziani, si trasmette anche alcuni miti, per esempio i miti popolari che si stanno un po' smarrendo. Se non fosse per l'opera eroica di qualcuno che li raccoglie e poi li racconta, si perderebbero, insomma. Sì, con l'influenza dell'alcol magari poi vengono un po'. Certamente esiste per esempio il rosteo, che è questo rastrello che di notte aggredisce l'ubriacone che si attarda fuori dall'osteria, nella credenza popolare, il mazzariol che ti fa gli agguati dai cespugli, che diventa anche un espediente, nel senso che nel momento in cui il malcapitato, cioè quello che arriva tardi comunque a casa, deve trovare una scusa, diceva a suo tempo che aveva incontrato il Mazzariol che gli aveva fatto perdere la memoria, no? Calpestando le orme del Mazzariol si perdeva la memoria, quindi ci si perdeva magari in posti sconosciuti. Ma tu l'hai già usata questa? Questa sì, ma poi c'era anche un'altra credenza, la lumiera ad esempio, che era quella che guidava nella notte. Vabbè, ma qui parliamo del passato, a noi piace parlare anche del presente. Anche del presente. Sì. Anzi, soprattutto del presente, cioè il nostro progetto è proprio rivolto al presente e a quello che è adesso rimasto dell'osteria.
Ascoltiamoci subito il primo brano, io Ok, direi il primo proprio... brano si chiama proprio Osteria ed è una specie di memento mori per chi va in osteria, nel senso che è un bel posto, si possono veramente conoscere momenti importanti e molto intensi, ma esagerare può essere molto pericoloso. Infatti spesso dal vivo diciamo che questo è anche un momenti moro, nel senso dobbiamo stare un po' attenti e con la giusta misura godersi l'osteria, che è un posto veramente speciale. Perfetto, questa è Osteria, Dostoevskij, ci vediamo subito dopo. Osteria. Gemono gli stipiti, danzano gli spiriti, gonfi di fumo e sugheri, strappati dai colli, tra vapori molli e densi, rotolano sotto ai tavoli, alle code a punta dei diavoli, e se le pesti si muovono, se le pesti gridano, osteria, questa sera qualcuno di voi ce lo portiamo via, osteria, questa sera qualcuno di voi ce lo portiamo via, osteria. Tremano gli scheletri degli armadi etilici, masticano vetro e liquidi dalle vene della botte, dentro a pelli corrotte e sfatte, gocciolano sotto ai tavoli, tra le buie boccacce dei diavoli, che bevono e ridono, bevono e cantano, osteria, questa sera qualcuno di voi ce lo portiamo via, osteria, questa sera qualcuno di voi ce lo portiamo via, osteria. Questa è l'ultima, lo giuro. Questa è l'ultima, lo giuro. Osteria, questa sera qualcuno di voi ce lo portiamo via. Osteria, questa sera qualcuno di voi ce lo portiamo via. Osteria, questa sera qualcuno di voi ce lo portiamo via. Osteria, 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 osteria.